Ma voi non state buone cagà, ma voi veramente siete usciti di testa? Ma voi questa non ce l'avete a Torino, ma veramente state facendo? Veramente avete chiesto quei soldi per quel giocatore lì? Ma voi veramente non state buone cagà a Torino? Comunque, giovani, buonasera e ben ritrovati nuovamente sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Signori, terzo video di giornata. L'ultimo, a meno che non escano ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda il calciomercato, uscite, entrate, comunque trovate tutto qui nella community, non vi preoccupate, esce tutto. Comunque, riallacciandomi al discorso di prima, ma vi siete iscritti al canale? Ancora no? Dai che dobbiamo arrivare agli 8k. E detto questo, mi raccomando, il tasto like e il commento sotto, perché il like e il commento portano il video in alto. Detto questo, parliamo un po' del Corriere dello Sport, perché oggi se ne sono usciti. A me viene da ridere, Buongiorno, buongiorno, e non è il buongiorno giovani, il calciatore buongiorno. Sentiamo cosa scrive il Corriere dello Sport. De Laurentiis ha già avanzato un'offerta da 40 milioni al Torino. Non ci credo mai, mai nella vita. Bisogna vedere se accetterà. Non ci crederò mai. Scusatemi, stavamo dicendo. Io non ci crederò mai che Aurelio De Laurentiis vada a pagare un giocatore 40 milioni. 40 milioni, cioè, sarebbe assurdo, sarebbe assurdo. Sarebbe assurdo poi pensare che tu ti vai a prendere un giocatore del Torino dopo che ti hanno fatto il pacco di Maximovic. Chi si ricorda un certo Maximovic? Maximovic sarà fortissimo al Torino, è un mostro, viene a Napoli, il miglior difensore. È stato uno dei pacchi più clamorosi. Però quello che io vi voglio far capire è che il Torino non è nuovo a queste cose, perché già in estate, se non sbaglio era quest'estate che Buongiorno poteva andare al Milan, se non sbaglio, e se non erro il Milan gli presentò un'offerta rifiutata nuovamente da Cairo. Cairo che è lo stesso che rifiutò non so quanti milioni, 90 milioni per Belotti ai tempi dei tempi, no? Forse 10 anni fa, 6, 7, 8 anni fa, non mi ricordo, ragazzi, non mi ricordo quanto tempo è passato, perché disse no, no, il giocatore non si muove da Torino per meno di 100 milioni, cioè, cose assurde, cioè quelli ti pagano 80 o 90 milioni arrivò a offrire il Milan, non mi ricordo, e tu non glielo dai. Comunque continua il Corriere dello Sport, l'idea di De Laurentiis è quella di acquistare profili che possono rendere la squadra competitiva in ogni zona del campo. Con questi i 4 nomi sul taccuino di Meluso, e qui arriva l'ennesima inesattezza secondo me del Corriere dello Sport. Napolis, ma cosa dici? Vi dico, anzi, che il prossimo anno il Napoli dovrà cambiare il DS, e in questo video parleremo anche del DS, perché si parla anche del DS. Se tu dici che il DS non sarà più Meluso, allora questi nomi qua non ci saranno più. Non usciranno più questi nomi per il dopo Meluso a questo punto. Comunque continua il Corriere dello Sport. Alessandro Buongiorno, cifra di 40 milioni, che è già stata fatta un'offerta. Leon Goretzka, Santiago Jimenez, barra Jonathan Davids. Gli stessi nomi che vi ho riportato io ieri sera. Cioè, a me viene da ridere. Se trovo la notizia del DS ve la dico subito, ragazzi. Eccolo qua. E si parla del DS. Quando io vi ho detto è impossibile che Meluso faccia il mercato al Napoli, pur sapendo che Meluso debba andare via la prossima stagione, perché si sa, Meluso dovrebbe andare via. Allora, contatto diretto ed approfondito, questo è Marco Giordano, calciomercato.it, approfondito, datato pochi giorni fa fra De Laurentiis ed Accardi di S. Empoli. Un attimo che mi sta chiamando Diego. È la seconda volta che stoppo il video, la seconda volta, però vabbè, non fa niente. Comunque, stavamo dicendo, si è parlato anche del divisione futuri del Napoli. Il dirigente toscano, profilo alla Giuntoli, resta in poll per il ruolo di direttore sportivo. Cosa, Diego? Per prendere la lettera B? No, così, quella, sì.
No, quell'altra sì, quella. Sta giocando a Minecraft sulla Nintendo Switch e non si ricorda i tasti. Vabbè, Diego la porta, grazie. Stavamo dicendo, resta in pole position per il ruolo di direttore sportivo a Napoli per la prossima stagione. Questa notizia qui, che è stata riportata ieri alle 16:54, è in contrasto con quella uscita del Corriere dello Sport questa mattina e la trovo alquanto allucinante e io già vi ho ribadito. Intanto lo podcast partirà a titolare quest'oggi, questo video uscirà alle 21, quindi avrà già giocato contro l'Austria. E quindi è una cosa allucinante, Waiu, perché se tu mi dici che Meluso dovrà andare via, poi oggi fai uscire un articolo e dici 4 nomi li porta Meluso, cioè non ha senso. Volete capire dove voglio arrivare io? Che giornali, pur di mettere qualcosa sui giornali, secondo me si inventano qualcosa. Però ragazzi, il materiale a disposizione è pochissimo in questi giorni e lo sapete per via delle nazionali, e tutte le notizie che escono quotidianamente io però ve le porto perché è giusto dare aggiornamenti sul Napoli. Chiudiamo subito con Daniele Longo che chiude in bellezza: nel futuro di Napoli c'è Vincenzo Italiano, una pista che sta sempre diventando molto più concreta. Queste erano le notizie di giornata del Napoli, e io quella più allucinante penso sia i 40 milioni di buongiorno al Torino, cioè non prendiamoci per il culo. 40 milioni il Napoli non ce li spenderà né oggi né domani e né dopodomani per quel giocatore. Da un giocatore no, questi non sono i profili da Napoli. Naturalmente non lo è stato nemmeno Nathan, ma Nathan, come già ribadito nel video delle 15 o delle 18, non mi ricordo, scusatemi, facendo uscire tanti video non mi ricordo mai quello in che spezzone l'ho detto. Io ho detto diamo fiducia a Nathan un altro anno, il difensore te lo tieni, perché tu Nathan naturalmente l'hai pagato, non te l'hanno regalato. Tieni Nathan un altro anno, non vuoi tenerlo un altro anno, mandalo in prestito in Serie A, perché lui si deve adattare al calcio italiano, non che me lo mandi in Serie B o me lo riporti in Brasile, perché non avrebbe senso questa cosa. Lascialo in Serie A. Facciamo come Foloruscio e Gaetano, che Foloruscio sta dando i suoi frutti a Verona, Gaetano sta dando i suoi frutti meravigliosi a Cagliari, li sta aiutando nella salvezza. Quindi dobbiamo vedere un po' per la prossima stagione. Però quando io sento 40 milioni per Buongiorno, cioè voglio De Laurentiis, se vuoi apri il canale YouTube di Neapolis, fa Giovani Buongiorno, te lo do gratis, perché se vi iscrivete al canale è gratis. Comunque, detto questo, sempre e comunque forza Napoli, voglio. Noi ci vediamo domani con un nuovo video. Se ci sono ulteriori aggiornamenti in serata, uscirà uno short, qualcosa, comunque uscirà. Comunque, detto questo, iscriviti al canale, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate. Sempre e comunque forza Napoli. Ciao, voglio.